Lo strappo dalla Lega a Mogliano, la caduta della giunta del Carroccio a Nervesa della Battaglia, ora il caso di Castelfranco, dove 3 componenti della lista Lega Marcon Sindaco hanno annunciato la loro fuoriuscita e la costituzione, fanno sapere in una breve nota scritta, di un nuovo gruppo consiliare che si posiziona nell'area del centrodestra al governo della città, riservandosi di valutare i diversi provvedimenti e se necessario cercando di migliorarli con proprie osservazioni e proposte. Ma se il sostegno di Stefano Pasqualotto, ex presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Cattapane e Viviana Gatto dovesse venire a mancare, la compagine guidata dal sindaco finirebbe in minoranza. Da Marcon nessun commento, mentre il commissario leghista Gianangelo Boff fa dei netti distinguo rispetto ai casi precedenti. Ma sono fatti completamente a sé stanti, questo con quello di Mogliano non c'entrano assolutamente nulla. Qui diciamo più che una questione politica, sono delle questioni di incomprensioni o incompatibilità a livello personale tra consiglieri e membri e magari qualche singolo esponente. Stiamo cercando di capire, nessuno degli attori ha intenzione né di lasciare la Lega né è in rottura rispetto alla linea del partito, c'è solo da andare a risolvere, diciamo, quelle che possono essere delle incompatibilità sulle quali si troverà una soluzione, insomma. Boff è convinto che la crisi si ricomporrà a breve, la diplomazia dice è già al lavoro. Si ha la voglia un po' con questa provocazione di andare a risolvere magari alcune tensioni che sono magari delle quali magari si discute già da tempo, ma non c'è nessuna volontà da parte di nessuno né di far cadere l'amministrazione di Castelfranco né nei confronti di Stefano Marcon, per cui proprio per questo sono certo che una soluzione la si trova. Sulla decisione dei 3 componenti di maggioranza intervengono anche gli alleati di Fratelli d'Italia. Hanno detto che rimarranno nella maggioranza e mi aspetto che sarà così. Noi di Fratelli d'Italia siamo al fianco del sindaco Marcon, convinti che l'amministrazione debba continuare a fare il suo lavoro nell'interesse dei cittadini.